Il cameriere che non si poteva licenziare non è il titolo di un nuovo romanzo fantasy, purtroppo, ma potrebbe essere invece il titolo di un giornale. Sì, perché si tratta di una notizia di questi giorni che arriva da nord-est, ma probabilmente è destinata a far discutere tutto il paese. E chi ha ascoltato la puntata di ieri di Sveglia Veneto sa già di cosa sto parlando. Sono i contratti capestro che regolano le assunzioni dei precari nel settore della ristorazione a Treviso. Parliamo, pensate, di una sanzione, una vera e propria multa in pratica, anche di 1.000-2.000 euro, prevista da alcune aziende al momento dell'assunzione e fatta sottoscrivere come clausola del contratto di lavoro. Il lavoratore precario in questo modo rimane di fatto vincolato all'azienda. Decine di casi finora nei locali li ha scoperti la CGIL di Treviso e allora oggi ne parliamo con il sindacalista che ci ha messo la faccia e ha denunciato questo schifo. Questo è lo speciale del fine settimana di Sveglia Veneto. Oggi è sabato 22 gennaio 2022. Parliamo del barista, del cameriere che non poteva licenziarsi e lo facciamo con Alberto Irone della Filcams CGIL di Treviso. Ciao Alberto, mi senti? Pronto? Eccomi. Ok. Ciao Alberto, come prima cosa ti chiedo di presentarti, lo chiedo a tutti gli ospiti di Sveglia Veneto. Chi è Alberto Irone? Ciao, sono Alberto, sono il segretario generale della Filcams CGIL di Treviso, che è la categoria della CGIL che si occupa di lavoratori del terziario, delle mense e dei servizi. Perfetto, allora andiamo subito però a parlare di questa notizia, di questa storia e come in tutte le storie partiamo dall'inizio. Chi sono i protagonisti di questa vicenda? Allora, i protagonisti di questa vicenda sono i lavoratori del turismo della provincia di Treviso che dopo numerose segnalazioni che ci hanno fatto nel corso di questi mesi ci siamo accorti che molto spesso sono soggetti da parte dei loro datori di lavoro all'inserimento all'interno dei contratti di assunzione di clausole fortemente penalizzanti. A Treviso da mesi c'è una discussione pubblica su la mancanza di manodopera nel settore della ristorazione e del turismo, discussione che vede contrapposti le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, in particolar modo la Filcams CGIL e la CGIL nel complesso. Le organizzazioni datoriali, insieme a tanti imprenditori del settore, sostengono che non ci sia più voglia di lavorare in questo settore, con una retorica che abbiamo sentito negli ultimi anni preponderante per l'abbondanza di ammortizzatori sociali, per il rifiuto della fatica e della voglia di lavorare. I giovani non Noi hanno invece, voglia di lavorare, conosciamo tutta la retorica. Cosa dice invece il sindacato? Noi invece pensiamo che in questo settore c'è in modo particolare un problema di qualità del lavoro con orari lunghissimi e mancato rispetto dei riposi e problemi di sicurezza sul lavoro e soprattutto un enorme problema salariale perché parliamo di professioni che molto spesso sono sottopagate e che fanno parte di quei lavori che molto spesso ci impoveriscono al posto che rendere possibile una vita dignitosa. Di quanto parliamo per capirci? Quale può essere il salario, lo stipendio medio in questo settore? Ma un lavoratore del turismo prende all'incirca, a seconda della mansione, dai 7,80 € l'ora fino ai lici. Il problema di questo settore non sono tanto i contratti collettivi nazionali che garantiscono un'ampia copertura da un punto di vista retributivo e previdenziale, ma il problema è l'abbondanza di lavoro nero che, come è facilmente intuibile, abbassa i salari, abbassa le tutele e soprattutto è nullo dal punto di vista della previdenza e dei diritti pensionistici dei lavoratori. Quindi è un settore che è soggetto a questo tipo di economia. Certo, e adesso, e questa è la notizia di questi giorni, si aggiunge questo ulteriore meccanismo, diciamo. Ovviamente qui non si tratta più di lavoro nero perché un contratto c'è, ma è un contratto che contiene delle clausole che, se non sbaglio, tu hai definito capestro. Allora, spiegaci bene come funziona il meccanismo. Intanto siamo a Treviso, nella provincia di Treviso, nella Marca Trevigiana, giusto? Sì, una delle province più ricche d'Italia in cui di cui si parla
parlando molto spesso in termini positivi, ma evidentemente ci sono anche situazioni di questo tipo. Il meccanismo è molto semplice in realtà, e cioè al momento dell'assunzione, e quindi allegate al contratto individuale o addirittura all'interno del contratto di assunzione, quindi della lettera che regola doveri e diritti di lavoratore e datore di lavoro, le aziende inseriscono una penale che molto spesso grava per una cifra tra i 1.000, i 1.500, anche 2.000 euro, mi è capitato di vedere, che grava sui lavoratori che danno le dimissioni, quindi si ritirano dal proprio posto di lavoro facendo una comunicazione di recesso prima del termine del contratto a tempo determinato. Quindi se te ne vuoi andare prima, magari perché hai trovato un lavoro migliore, con uno stipendio più alto o condizioni di lavoro migliori, o anche semplicemente hai un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, se te ne vuoi andare devi pagare, cioè questo è il concetto. Sì, o addirittura peggio, cioè se te ne vai io ti trattengo l'intera retribuzione che in realtà ti dovevo per le ore di lavoro che mi hai prestato, quindi e che non ti ho ancora dato. Di lavoro gratis, esatto. Quindi un meccanismo che dà la dubbia legittimità giuridica e in un meccanismo, devo dire, molto in un limbo che non è molto chiaro di ciò che dei diritti che spettano al lavoratore nel caso di recesso del rapporto di lavoro quando conosce già il termine della propria assunzione, da un lato, e dall'altro invece uno strapotere del datore di lavoro che addirittura in questo modo riesce a vincolare il proprio dipendente sulla durata dei contratti a tempo determinato. Ecco, qui ci vorrebbe una riflessione, cioè già noi da anni insistiamo per porre all'attenzione delle aziende e dell'opinione pubblica come il buon lavoro passa per contratti a tempo indeterminato, contratti stabili, forti contratti con molte ore di lavoro nel settore della ristorazione, dove i part-time involontari o le ore di lavoro metà in bianco e metà fuori busta sono la norma. Dall'altra ci aggiungiamo che i già lavoratori penalizzati, che per la stragrande maggioranza sono soggetti a tempi determinati, in alcuni casi sono ulteriormente vessati da clausole del genere. Non crediamo che questo sia né giusto da un punto di vista giuridico né equo o giusto da un punto di vista sociale, perché si tratta di lavoratori che saranno indeboliti dal meccanismo della domanda e dell'offerta di lavoro, nel senso che non potranno nemmeno guardarsi intorno e cercare migliori condizioni di lavoro, che è un meccanismo che di solito aiuta ad alzare l'asticella dei diritti dei lavoratori. Certo, si azzera totalmente qualsiasi libertà appunto di cercarsi un nuovo lavoro. Ma allora io ho due domande ancora, Alberto. La prima, vorrei capire perché lo fanno, cioè perché un'azienda si spinge così avanti, e la seconda, te le faccio assieme, di che tipo di aziende si tratta. Immagino non tutti utilizzino questi stratagemmi, chiamiamoli così, queste forme di ricatto, quindi perché e chi lo fa? Allora, le motivazioni sono varie. La prima sicuramente è che è un tentativo di intimorire il lavoratore e di far sì che questo non si guardi intorno nemmeno durante il periodo di assunzione a tempo determinato, e che il datore di lavoro e le aziende possano contare sulla sua presenza almeno fino al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le aziende sostengono alcuni costi inerenti alla sicurezza sul lavoro, inerenti alla formazione dei dipendenti, e credono che con contratti a tempo determinato di questo tipo, di breve durata, il lavoratore sia propenso a guardarsi intorno e anche a migrare facilmente da un settore all'altro. In questo caso le clausole servono proprio a intimorire il lavoratore perché eviti questo processo, quindi un processo di sudditanza quasi psicologica. C'è un'ulteriore cosa da sottoporre all'attenzione, che secondo me è un elemento rilevantissimo, cioè che il settore del turismo, che è quello che per il nostro osservatorio è soggetto a clausole di questo tipo nei contratti di assunzione, è stato il settore da cui nell'ultimo anno più i lavoratori sono scappati, per due motivi. Il primo è che progressivamente, con un certo tipo di riconversione delle industrie, alcune aziende del nostro territorio hanno cominciato ad assumere e a offrire offerte di lavoro più solide e competitive, più competitive e sindacalizzate rispetto ai lavoratori del turismo. Dall'altra, la stessa pandemia ha avuto l'effetto
di ripercuotersi in maniera molto violenta sui pubblici esercizi, sui ristoranti, sulle attività del turismo diffuso, che nel caso di passaggio di zona da una zona gialla alla zona arancione alla zona rossa addirittura sono state soggette a chiusure, diciamo, imposte dalla legge. Quindi i lavoratori, trovatisi a casa in cassa integrazione, si sono guardati intorno, ed è esattamente l'esatto opposto di quello che è successo secondo alcune forze politiche ed alcune associazioni datoriali, cioè i lavoratori sono migrati da un settore all'altro perché hanno cercato migliori condizioni di lavoro, e questo secondo me è un elemento molto importante da sottolineare. Cioè dici, non è che non si trovano lavoratori, camerieri, baristi, insomma lavoratori del settore turismo perché i giovani o comunque chi lavora non ha più voglia di lavorare improvvisamente, vuole stare a casa in divano, non è per questo, ma è perché semplicemente si è invece rimboccato le maniche e si è cercato un lavoro migliore e probabilmente l'ha trovato. Certo, perché alcune aziende hanno offerto posti di lavoro migliori e più tutelati. Dall'altra è successo anche un'altra cosa che molti giudicano negativamente, ma che secondo me è una notizia straordinariamente positiva, e cioè che alcune indennità del governo Conte 1 e anche lo stesso reddito di cittadinanza in alcuni casi sono andati a concorrenza dello stesso reddito generato dai rapporti di lavoro. Questo in tanti l'hanno visto come un elemento negativo legato sempre alla retorica del c'è chi preferisce prendere il reddito di cittadinanza e non venire a lavorare, ma dal mio punto di vista invece è una notizia straordinariamente positiva, perché Spieghiamo bene il meccanismo, spieghiamo bene perché è una notizia positiva. È una notizia positiva perché paradossalmente potrebbe portare a miglioramenti dal punto di vista della paga nelle offerte di lavoro che sono più tendenti invece alle cifre erogate dal sistema dell'INPS per quanto riguarda l'indennità dei lavoratori del turismo, che sono stati tra i soggetti destinatari di alcune indennità specifiche durante la pandemia, o il reddito di cittadinanza. Perché se il lavoratore sarà propenso a rifiutare offerte di lavoro che lo collocheranno in una situazione di reddito vicina a quella del reddito di cittadinanza o di elementi di welfare di questo tipo, l'unica soluzione possibile è alzare le retribuzioni, come noi chiediamo da mesi, ed aprire una grande riflessione su come alcuni rapporti di lavoro che sono percepiti come lavoretti in realtà debbono aver bisogno di una spinta ulteriore alla sindacalizzazione e al miglioramento delle tutele, e sicuramente il lavoro nel turismo è anche questo. Permettimi un'ultima riflessione che è più Prego. di carattere sociale, e che è questa. C'è anche un altro elemento secondo me rilevante, cioè che l'offerta di lavoro nel turismo negli ultimi 2 anni paradossalmente è aumentata e non diminuita, perché tante attività commerciali come negozi di vicinato, botteghe o alcuni tipi di attività più legate al consumo tradizionale sono state chiuse e hanno prodotto all'interno dei centri città una desertificazione di attività di questo tipo. Cos'è l'elemento che più invece produce ricchezza e che garantisce un ritorno a un veloce ad investimenti di capitali che possono essere fatti su questi negozi? L'apertura di bar, di ristoranti, di attività turistiche, che invece possono in un certo modo garantire un ritorno veloce ed immediato su chi investe nella loro apertura. Questo fa sì che la richiesta di posti di lavoro nel settore del turismo sia molto aumentata, e quindi anche la difficoltà dei datori di lavoro di recepire alcuni tipi di figure professionali. L'unica soluzione non è quella di intimorire i lavoratori o renderli in una posizione psicologica ancora più debole di quella a cui già sono soggetti in virtù dei rapporti di lavoro nel settore, ma è quella di alzare le retribuzioni e migliorare la qualità del lavoro. Certo, chiarissimo. Allora, prima di salutarti, le ultime 2 domande, anzi l'ultima domanda di fatto, e cioè se ci si trova di fronte a un contratto come quelli, con delle clausole come quelle che ci hai raccontato oggi, come ci si tutela e come si deve reagire a questo? Allora, ci si tutela in 2 modi. La prima è banalmente rivolgendosi a un'organizzazione sindacale, a un funzionario sindacale che può verificare la bontà o meno delle clausole inserite nel contratto. La seconda cosa che è legata a questa è prestare massima attenzione a ciò che si firma e prestare massima attenzione a una serie di clausole accessorie, come per esempio la durata del periodo di prova, perché tanti lavoratori non sanno che abbandonando il lavoro all'interno del periodo di prova, per esempio, sono assolutamente tutelati da qualsiasi tipo di clausola pecuniaria
come quelle che abbiamo visto, quindi clausole vessatorie di questo tipo. La terza cosa è quella di insistere affinché nel momento dell'assunzione, per quanto possibile, i rapporti di lavoro e i rapporti di forza siano equilibrati, quindi il lavoratore possa essere libero di migrare da un'azienda all'altra. La mancata mobilità produce un effetto perverso, produce un effetto in cui ci sarà lavoratori scarsamente motivati che rimarranno a lavorare in posti di lavoro che sono scarsamente attenti alla qualità della vita del lavoratore e alla qualità del reddito che offrono, e questo trascinerà nel peggio un'economia che invece ha bisogno di ben altro e anche di liberarsi dalla retorica di essere il petrolio d'Italia, perché questo non è, e molto spesso nasconde invece sfruttamento e lavoro che non è sicuramente buon lavoro. Perfetto, grazie mille, sei stato chiarissimo Alberto, ti ringrazio ancora e ti salutiamo tutti gli ascoltatori di Sveglia Veneto e ci risentiamo lunedì mattina con come sempre la rassegna stampa. Ciao Alberto, grazie ancora. Grazie a voi.